Chi c'era l'8 novembre dell'anno scorso, chi vide le fiamme, probabilmente fa fatica a credere che oggi sia stato di nuovo possibile entrare a bere un caffè nella locanda Ponte Serra devastata da un furioso incendio. Tra questi c'era un collega che di quel territorio è la memoria storica. Mi aveva messo una gran tristezza perché è un centro di vita della vallata. Vederlo riaprire? Vederlo per riaprire mi rigenera, mi annuncia la primavera. C'è sempre questo pensiero, la levataccia la mattina presto e le immagini che abbiamo ancora nella memoria, però dai, fra poco saranno solo un piccolo ricordo. Certo, le tracce ci sono e si vedono dietro le impalcature, ma all'interno tutto è accogliente, restano intatti i sapori di un ambiente che ha più di un secolo, grazie all'impiego di materiali recuperati, ma soprattutto colpisce il sorriso di chi, avendo perso quasi tutto, con tenacia e coraggio ha trovato la forza di ricominciare oggi, con la speranza di riaprire tra una settimana anche il ristorante. Siamo tutti felici perché dopo un evento del genere adesso finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel, insomma, e dopo l'accoglienza della gente è stata straordinaria come in questi 2 mesi, quindi siamo finalmente felici, insomma.